Però quello che è più divertente in costruzione sono questi. Mi diverto a scaldare. Sta in queste parole la magia della manualità che si trova ogni anno a Ferragosto tra vie e piazze di Cison. È l'artigianato più vivo che mai, simbolo di quel saper fare trevigiano e veneto che da sempre ci contraddistingue. Testa, cuore e mani che sanno produrre dal niente cose straordinarie. Una manualità rappresentata da questa britola gigante, il coltello ricurvo con il quale si faceva tutto, dai bastoni da passeggio alle incisioni per gli innesti, fino al taglio di pagnotte, formaggio e salame per il pranzo nei campi. È il nostro ieri che vive negli oggetti di oggi, che sono la curiosità dei visitatori. Cose nuove, tutta roba artigiana che in giro non si trova. Perché c'è tantissima bella roba che non si trova da nessun'altra parte ed è giusto valorizzare l'opera, la creatività delle persone. Io ci credo.